Pensiero del giorno, sabato 22 febbraio. Non temere le diversità. Vi esorto dunque io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansitudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Efesini capitolo 4 versetto 1-3. Queste parole di Paolo, scritte dal carcere, irrompono dal suo cuore infuocato d'apostolo. Con esse egli chiama i suoi fratelli a sintonizzare la loro vita sull'ideale al quale sono stati chiamati. L'unità, che più di ogni altra cosa è importante per i seguaci di Gesù. Quell'unità di tutti gli uomini nell'amore e nella pace. Se l'unità è così importante per il cristiano, ne deriva che nulla si oppone, tanto alla sua vocazione quanto il venir meno ad essa. E si pecca contro l'unità tutte le volte che si cede alla tentazione, che continuamente ricompare, dell'individualismo che spinge a fare le cose per proprio conto, a lasciarsi guidare dal proprio giudizio, dall'interesse o dal prestigio personale, ignorando o addirittura disprezzando gli altri, le loro esigenze e diritti. Per l'individualismo che nascono le divisioni, le invidie, le rivalità, le discordie, le guerre, piccole o grandi esse siano. Occorre allora edificare l'unità, anzi custodire quell'unità. Naturalmente quest'unità, come del resto dell'esperienza dimostra, è la cosa più difficile da raggiungere. Essa è continuamente minacciata dalle forze di disgregazione e di morte che portiamo dentro di noi, e cioè dalla ricerca disordinata del nostro io nelle sue varie forme. Se vogliamo quindi che risplenda l'unità di Gesù nelle nostre famiglie, nei nostri gruppi, nelle nostre comunità, dobbiamo svolgere il lavoro che ci è stato affidato con lo spirito di vero servizio agli altri. Poi eliminare dal nostro modo di fare qualsiasi forma di prepotenza, di asprezza e durezza. Infine, accettarci con amore gli uni e gli altri, nelle nostre rispettive diversità. Queste virtù mantengono la pace fra i fratelli e la pace conserva l'unità. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita del luglio 1985. Parola di vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich. Solo lo difundimos lo más fiel posible.